questa si chiama Nella vecchia fattoria remix, canzone rock del Body di The Black Eyed Peas all'interno di Alla Catalla. Oggi giorno di festa, mercoledì 2 giugno. Pronto? Chi abbiamo in linea? Oh signora! Buongiorno! Tutto bene? Sì, signora, oggi sono particolarmente allegro e ottimista perché è un giorno di festa, tutto sommato c'è una bella giornata, nonostante la mattinata si sia aperta con qualche nuvola di troppo, però adesso insomma il sole è vero, però oggi sembra che il sole voglia fare capolino. Sì, non lo vuole fare faccio, mamma tanto io ormai sono disperata. E che è successo? Sono pessimista, ho telefonato per dirci che sono pessimista. Sì. Quanto tempo è che non ci sentiamo, tanto tempo, no? Lo so, signora, è abbiamo successo avuto problemi con anno, Mi dispiace, un anno, io sono passato a banno, come no? Scusate, ora è fatta la metà, già io non avevo niente che pettere, ora è fatta la metà. Ma poverino, ma che è successo? Ha avuto un problema, c'è una cosa, una malattia, mi chiama un'infezione intestinale. Intestinale, mi chiama questa cosa. Intende, purtroppo, siccome io non se ne va a mangiare il sangele, no? Sì, signora, ma insomma. È molto, lui è molto appassionato di sangele. Ma l'ho capito, però, insomma, a un'età. 100 pedri. L'ho capito, però, insomma, signora. Anche la nova sana, io. Sì, Sacala sana. Ci piace l'inserere, ci piace tutto cose. Sì, però, signora, insomma, lei cerchi di farlo limitare un po', insomma, cerchi di. Ma il fatto è che siccome lui va in un posto che si fida, no? Sì. Perché il sangele uno si deve fidare. Certo, deve essere. È andato da uno che prima una volta facevo perrino io so. Sì. Poi se spugliavo e non usciva ora. No, ci credo, dico, però con tanti mestieri, dico, il prete spogliato, giusto. Se spugliavo e sarebbe una quarara. Una quarara, giusto, esatto, insomma. l'ha chiamata il sangele secondo Matteo. Ho capito. Si chiama perrino, è la verità, diciamo. Il sangele secondo Matteo. Perché si chiama Matteo? Ora si chiama Padre Matteo, no? Ora si chiama Matteo e basta. Infatti il sangele secondo Matteo. Che è di un certo livello. Ma se lei ci vede chiaro sangelo, sai, fino come l'ostia. Una cosa terribile. Vero. Una cosa bestiale. Io che pensavo che ogni volta lo faceva per controllare se era più o meno trasparente. È un'abitudine. Basta, niente, l'altra volta un anno cibo, se l'auto con la carogna, si mangiava un'ova, che si chinchiva l'ova. Cioè io si chinchiva l'ova con ova, capito? Insomma, una cosa terribile, basta, eravamo a casa, era tutto patinato, andava facile. Io ragazzi, strano, ma chi è che non deve rubare? Che cosa c'hai? Sei tutto baddiato, che hai preso il mobillo, la rosolia, qualche cosa. Dicesi baddiato con delle macchie sul viso. Pareva mozzicato nella puri, era tutto ugnato, abboscicato, tutto l'occhio di fuori. Che impressione, insomma. Che strano, come siamo? Andiamo presto, corriamo a pronto soccorso, usava cucchiarai, da lapa, un bonipi, che usava non c'aveva manco la forza di camminare. Io mi sono toccato solo da lapa, un taccai, Bonda, l'ultima volta calapa, io non sottavo terreni. Non me lo dica. Che ha un gnazzo una cuffia troppo veloce, io non hanno perso. È veramente un cretino. Nella campagna a passo mattino, una cosa terribile. È veramente un cretino. Ci attaccai, io ero sola, Ignazio non c'era, era fuori a fare truffe, no? E a fare cosa? Era fuori a fare truffe con i suoi amici. Ah, bene, a passare un po' di tempo. Perché come hobby, lo fa come hobby. Come hobby? Le truffe sono un hobby, diciamo. Perché di mestiere che fa lui? Non è che io l'abbia mai capito. Di mestiere niente, però come hobby fa truffe, capito? Ho capito, e ci campa pure. Certo, state capendo, ormai è la sua fonte di guadagno, no? Ma lui non c'era, disse che faccio sola? Che fa? Ma barruo io, non mi barruo. No, per carità. L'ho caricato andare là, che solo, attaccai. Che scena. Passai una coda dell'avvolgibile. Sì. La passai dovetto sotto ai sciti, io attaccai nella sponda della lapa. Ma sta scherzando? Ma non sto scherzando. Mamma mia. Come noi abbiamo la lapa decorata, sì. attaccai nella sponda, uno c'è la cosa, come si chiama? Sì. La cavalleria rusticana, no? Uno c'è proprio il duello. Sì. Compare Affio, compare Turino. Compare Affio e scompare. E scompare Turino in quel caso. Basta, rendo fatto per questo pronto soccorso. Sì? Che scena, guardi, ce l'ho davanti agli occhi, la lapa, lei che guida, il nonno ora, non è che c'è un crack, sono la lapa, no, c'è un anno. Fai usci, fai schighi, insomma, che dobbiamo passare, no? Certo. Tiene un fazzoletto, diciamo, nell'aria, che la gente capisce che stiamo facendo. Pronto soccorso, certo. Partiamo con sta lapa, un anno con fazzoletto che stava schighi, faceva la serena, no? Tipo, ai! E allora niente, eravamo pronto soccorso, di sarà la sbarra. Sì. Purtroppo, siccome lui era lento, il vigilante, stava coso, la sbarra si disava un po' più lentamente. Un anno non tempo, io era a ditta che no, non mi dica. andava una testata a andare a sbarra, mi creda.
Signor Fabio. No, non ci posso credere. Do botto di gente ci passa che va suonata la campana da luna. Perché mi dice botto, una cosa terribile. Mamma mia, poverino, quindi non soltanto la disgrazia del dolore causato dall'infezione intestinale, a quanto pare, in più anche la botta in testa. Veramente, basta subito di urgenza, il medico mi sedavo, ci dice ci sarà la pressione, e basta, ne reso una cura. Che è successo qualche 15 giorni fa, no? Sì. Allora, l'ho portato a casa e io stavo facendo iniezione, siccome io mi faccio impressione, mi fa impressione, capito? Certo. Non mi piace. Anche perché insomma non deve essere una cosa bellissima fare una puntura al nonno. No, ma non solo, io proprio mi impressione del lago, no? Ah, bene, non bene. sono capace, io non è capace. È strano, mi meraviglio, lei è così brava. Io sono coraggiosa per tante cose. Per tante cose, cioè si è messa al volante della laba, però. Pauglia mancarogno, guarda, non con lei, glielo dico proprio veramente, guarda, come si dice. Come una sorella. Sì, per la uglia me la incarogno. Sì, sì, per la uglia. Basta, ci disse Ignazio, ma ce l'ho tu iniezione un anno. No. E dopo che giustamente ora che 15 anni che non mangia, io sono così qua, no? Beh, certo. È magro, sai? Certo. Si mette in trasparenza, ci può fare l'ecografia direttamente. Veramente a occhio, così da occhio nudo. Manco la radiografia, c'è proprio l'ecografia dettagliata. Uno per uno. Sì, a un certo punto, Ignazio, siccome aveva la mano pesante, bestia che ha cercato sta uglia. Io un anno passavo una tabbata, non è vero, no! Dopo che ci fece qualche volta iniezione in questa maniera, io vedevo che l'anno non migliorava, giustamente il sicetto che non migliora, cretino, tutto lo spunto di tabbata nel liquido ne esce, no, cretino? Io schizzavo tutto il liquido, io lo trovavo sempre bagnato in terra, pensavo che un anno si scandava la uglia che trovavo io bagnato, invece era la uglia che spuntava la tabbata e invece tutto il liquido fuori. Signora, mi sia consentito di dire per l'ennesima volta, Ignazio è un cretino. Ora stavo portando un anno da signora Rosa, che è una da quartiere. Ogni quartiere ha la sua signora Rosa. Signora Rosa che è una cutta, Esatto. Per me è altezza gluteo. Arriva precisa dato culo, no, un anno, è altezza gluteo, che fa iniezioni. Sì, tutti i quartieri ce l'hanno. La casa che c'aveva una lampadina di 25 in una stanza di 30 metri quadrati. E l'immaginetto. Esatto, c'era la lampadina di 25, c'era la fotografia del suo marito Boramma, colorino. Classico. E sotto c'è l'immaginetto di Pazzepio. Classico. Non ci viene tanto buona, e no? di lavoro faceva la sarta. Ma poi non ci viene buona. La lente non ci viene buona, ho visto. Una lampadina oscura che fa mette la mano sul gluteo e azzicca la uglia, no? Sì. Ora io me ne accucino la quota di rocchio alla terza iniezione che ci aveva fatto con un anno sembra ancora non migliorava. Non migliorava? E che cosa faceva chi sta? Su come non ci viene, quando oscuro, mette la mano e si azzicca la uglia nella mano. E ci si fa tutta iniezione nella mano sinistra. Gratis! No? Gratis. Infatti dice che l'ultima volta il dottore che aveva visitato ci dice un attacco, praticamente è tutta fragile da nella mano. C'è la mano che è una mano di una 14 anni, io stavo 84. C'è la mano giovane perché tutte le chiese medicinali. Tutto il resto. Senta, ma ci devo, ne abbiamo passato 4, ma ora vado che devo preparare. Signora, io la saluto, la ringrazio, in bocca al lupo. I badduzzi che io non può mangiare niente. Basta con i badduzzi oggi, mi sembra. Ci faccio il pontettone con le balluzze. Bene, signora, tanti auguri allora per il nonno e mi raccomando, faccia fare le punture alla persona in grado di farla questa cosa. Va bene, avanti. La saluto, signora. Grazie, che c'è a bombo l'anno, che non è più cassi. Vabbè, va signora, arrivederla, arrivederla.